Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di martedì 20 febbraio 2018. Partiamo con le notizie dalla Regione. L'amministrazione regionale incontra gli imprenditori e gli studenti per parlare di lavoro. Diversi gli eventi in calendario tra febbraio e marzo. Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio, alla Varsila di Trieste, un incontro organizzato dall'Agenzia regionale per il lavoro e dall'Agenzia Investimenti FVG, in collaborazione con Confindustria Venezia Giulia e il Comune di San Dorligo della Valle, per illustrare alle aziende gli strumenti esistenti a livello regionale e nazionale per favorire gli investimenti, lo sviluppo e l'inserimento lavorativo, in particolare nel settore metalmeccanico. Tra le iniziative attualmente in essere per lavoro, formazione e sostegno all'occupazione, ampio spazio è stato dato al progetto Garanzia Giovani, rivolto agli under 29 e al progetto Occupabilità, indirizzato ai disoccupati sospesi dal lavoro, e ai bandi, in corso e futuri, destinati alle imprese. Molti altri saranno gli incontri già in calendario per permettere agli imprenditori di avere un quadro completo delle normative, dei bandi, dei contributi e delle agevolazioni regionali e nazionali, a loro disposizione per promuovere le assunzioni e la formazione di nuovo personale. Si riparte da Pordenone martedì 19 febbraio alle ore 14:30 nella sede dell'Ascom Confcommercio in Piazzale dei Mutilati 4 per parlare di incentivi alle assunzioni, sgravi contributivi, consulenza alla selezione del personale, tirocini e dei progetti People e Garanzia Giovani. Nell'appuntamento fissato per il 4 marzo, nella sede di Confcommercio a Trieste, si discuterà del comparto turistico e la formazione nel settore alberghiero. Udine, protagonista degli incontri programmati per il 6, il 27 e il 28 marzo, organizzati in collaborazione con l'Associazione Piccole e Medie Industrie, Confartigianato e Confcooperative. Il 21 marzo a Trieste la Regione, Confindustria Venezia Giulia e Assocaffè hanno organizzato un evento in cui verranno trattati i contributi e gli sgravi fiscali previsti per le aziende del comparto del caffè. Ancora a Trieste, il 28 marzo, nel Palazzo della Regione, gli studenti potranno partecipare ad una conferenza dedicata al settore del bio-high-tech e al cluster del biomedicale, organizzata in collaborazione con le università di Trieste e Udine, con la SISSA e il MIB. Il Friuli Venezia Giulia propone la Regione Istriana come osservatore permanente all'interno del GECT. È stata accolta con entusiasmo dal presidente della Regione Istriana, Walter Frego, la proposta avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia di aprire le porte del GECT, il gruppo europeo di cooperazione territoriale, alla Regione Istriana con il ruolo di osservatore permanente, per continuare a lavorare insieme sui progetti europei. È quanto si è appreso al margine di un incontro tenutosi a Trieste, al quale hanno partecipato anche il vicepresidente del Parlamento croato, Furio Radin, e il sindaco di Pola, Boris Miletic. Attualmente fanno parte del GECT, Euregio Senza Confini, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Carinzia. Secondo Furio Radin, questi passi che si stanno facendo per trasformare la regione istriana in osservatore sono importanti. La comunità nazionale italiana in questo, ha aggiunto il rappresentante italiano del Parlamento croato, dà un valore aggiunto perché è impossibile definire l'Istria senza la componente croata e quella italiana, altrimenti saremmo come le altre contee in Croazia. Durante il suo intervento, il sindaco di Pola, Boris Miletic, ha posto l'accento sui rapporti economici e culturali dei paesi aderenti al GECT e sono state evidenziate in particolare le prospettive di una collaborazione nelle eccellenze dei prodotti tipici. Noi, ha detto Miletic, siamo conosciuti come una regione che ha ottimi olio d'oliva, prosciutto e vini e nel futuro vogliamo svilupparci come bioregione, a produzione ecologica. Questi prodotti tipici sono il nostro valore aggiunto e sicuramente ci sono buoni esempi qui in Friuli Venezia Giulia che si possono cogliere. A margine del meeting, gli ospiti istriani sono stati invitati a partecipare alla 12ª edizione del Salone degli oli extravergini tipici e di qualità Olio Capitale, che sarà inaugurato il 3 marzo alla stazione marittima di Trieste. A 3 anni dalla sua istituzione, registrati grandi successi per il tavolo permanente del terzo settore. Nell'attuazione della riforma nazionale del terzo settore, la Regione Friuli Venezia Giulia può vantare i risultati positivi derivanti dalla sperimentazione del tavolo permanente, il primo istituito in Italia ormai 3 anni fa.
Durante un incontro tra Regione e rappresentanti del direttivo del Forum del Terzo Settore, guidati dal portavoce Franco Bagnarol, è emerso che il tavolo permanente del Terzo Settore si è dimostrato lo strumento necessario per il raccordo delle politiche di solidarietà tra i 22 enti attivi e le istituzioni. Attraverso il tavolo sono stati organizzati gli incontri di formazione sulla nuova normativa del terzo settore, con una continua richiesta di innovazione nei progetti che interessano in particolare il nuovo welfare, l'integrazione e l'inclusione sociale, auspicando l'avvio di collaborazioni specifiche con gli assessori alle politiche sociali e alla solidarietà per avviare delle azioni specifiche su povertà, immigrazione e piano sociale per far fronte alle necessità di stabilire modelli di coprogettazione con gli enti locali per poter beneficiare anche delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Avendo riscontrato che il tavolo permanente ha riscosso consensi anche al di fuori del nostro territorio, la Regione e i rappresentanti del Forum hanno espresso la volontà di rafforzare il suo ruolo, affinché i risultati finora raggiunti possano rappresentare un volano per i progetti futuri. Presentato in terza commissione il piano regionale della salute mentale. La Giunta regionale ha illustrato in terza commissione il piano regionale salute mentale, infanzia, adolescenza ed età adulta per gli anni 2018-2020, formulato in base alla legge regionale 17 del 2014. Il documento parte analizzando il contesto internazionale e nazionale dei disturbi mentali, per poi soffermarsi nel dettaglio dello scenario del Friuli Venezia Giulia, illustrando i servizi per la salute mentale dell'adulto, orientati non solo alla realizzazione di una rete di offerta territoriale, ma alla costituzione di percorsi integrati di cura e di inclusione sociale. Nel documento sono stati presi in considerazione anche i servizi per l'età evolutiva, rilevando che l'offerta si è sviluppata in maniera disomogenea perché nell'ambito della salute mentale è richiesta una presa in carico integrata della persona con un sistema assistenziale che associ alla dimensione clinico-terapeutica interventi volti ad includere i pazienti nel tessuto sociale. Una ricognizione sul quadro organizzativo delle attività di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza sul territorio regionale, effettuata nel 2014, ha messo in evidenza alcuni elementi negativi, come una disomogenea presenza sul territorio di neuropsichiatri, la necessità di una maggiore interazione e la mancanza di un osservatorio epidemiologico dedicato. L'analisi dei dati epidemiologici riferiti all'anno 2013-2015 ha riportato che i soggetti seguiti dai servizi delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia sono circa 20.000, il 60% dei quali è di genere femminile. Maggiore il numero di pazienti di entrambi i sessi, inclusi nelle fasce d'età tra i 30 e i 69 anni. Gli ultrasettantenni doppiano la percentuale dei giovani under 30, con un 20% contro il 10%. I dati rilevati risultano omogenei in tutte le aziende sanitarie analizzate. Dal piano si può notare che i tassi di accoglienza dei centri di salute mentale sulle 24 ore sono molto diversi nell'ambito delle varie aziende regionali. L'ASUIT di Trieste e l'AS2 Basso Friuli e Isontino hanno i tassi più alti, sia rispetto alla popolazione residente che rispetto all'utenza, più di 160 utenti su 1000 nell'AS2 e sopra i 120 su 1000 dell'ASUIT. L'AS5 del Friuli occidentale registra tassi di accoglienza in centro diurno e day hospital dalle 4 alle 10 volte inferiori rispetto alle altre aziende. La A3, Alto Friuli Collinare e Medio, presenta invece la media più bassa nei giorni di presenza in day hospital e centro diurno. Più dei 3/4 delle diagnosi riguardano lo spettro ansioso. Le altre diagnosi prevalenti sono relative ai disturbi dello spettro psicotico e le sindromi affettive. Dato importante riguarda il tasso dei suicidi rilevato nel 2015, che è risultato inferiore rispetto all'anno precedente in tutte le aziende sanitarie. Durante l'audizione è stato fatto notare che i servizi territoriali preposti alla tutela della salute mentale e del neurosviluppo in età evolutiva raccolgono e organizzano autonomamente i dati, spesso non disponendo di una rete di dati correlata, rendendo impossibile la gestione integrata di tutte le informazioni utili. La tabella Voci di costo salute mentale adulti per azienda riporta che per l'ASUITS il costo è stato di oltre 15 milioni di euro, 12.635.000 per l'AS2,
9.269.000 per l'AS3, 12.925.000 per la SIUD e 13.607.000 per l'AAS5, pari a un totale regionale di 63.439.906 euro. Illustrata in sesta commissione del Consiglio regionale una proposta di legge sul diritto allo studio. Diversi consiglieri di maggioranza hanno presentato in sesta commissione una proposta per inserire in un testo unico gli interventi che la Regione sta attuando in favore del diritto allo studio e per proporre elementi di novità e di sottolineatura in risposta alle variegate opportunità formative ed educative indicate dalle sopravvenute normative legislative nel quadro nazionale, per riformare la legge regionale base sul diritto allo studio, vecchia ormai di 38 anni. Nei circa 50 articoli che compongono il provvedimento si definisce il sistema scolastico regionale, che comprende anche le scuole paritarie. Si individua la tipologia degli interventi, si definiscono modalità e caratteristiche della misura relativa ai libri in comodato, il sostegno per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo e si individuano le misure degli assegni di studio per alunni delle scuole non statali. Sono anche previsti interventi destinati agli alunni con disabilità o portatori di bisogni educativi speciali, destinando contributi alle associazioni che affiliano scuole non statali ed individuando le modalità della particolare misura di anticipazione di cassa che la Regione garantisce agli istituti paritari, i diversi interventi di diritto allo studio che la Regione assicura a favore degli alunni, quali l'assicurazione scolastica, la promozione dell'attività sportiva, l'orientamento educativo, l'inserimento degli alunni delle famiglie immigrate, la collaborazione per l'alternanza scuola-lavoro, la promozione delle consulte provinciali degli studenti e il sostegno alla dimensione europea dell'istruzione. Il provvedimento si chiude dedicando una serie di norme allo studio e l'approfondimento delle lingue e le culture delle minoranze storiche, ai contributi alle sezioni primavera, al piano regionale digitale, all'apertura pomeridiana delle scuole e alla tutela della minoranza linguistica attraverso contributi alle scuole di lingua ed insegnamento slovena. La Commissione, dopo aver programmato una serie di audizioni a fine febbraio, esaminerà la proposta di legge ai primi di marzo. Sempre in sesta commissione, audizioni sulla scuola e sui problemi derivati dai diplomati magistrali. La sesta commissione del Consiglio regionale, in una seduta che ha ospitato anche il direttore dell'ufficio scolastico e una rappresentanza degli insegnanti del coordinamento diplomati magistrali, ha trattato i problemi della scuola e la situazione degli insegnanti derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato del dicembre scorso, che ha cancellato 10 precedenti sentenze e che rischia di far perdere il lavoro a centinaia di insegnanti diplomati alle magistrali. Il direttore dell'ufficio scolastico ha precisato che non c'è nulla di definitivo, perché esistono anche alcune ordinanze di diverso orientamento e che quindi bisogna attendere le determinazioni della magistratura, alle quali poi bisognerà attenersi. Successivamente all'uscita dall'aula del corpo docente, la Commissione ha proseguito i lavori affrontando temi inerenti ai sistemi di valutazione, le situazioni relative ai dirigenti scolastici e dei dirigenti dei servizi amministrativi, la necessità di un aggiornamento del personale docente per affrontare efficacemente aspetti come il sostegno, bullismo e la violenza e ancora il ruolo degli uffici periferici e l'alternanza scuola-lavoro. Inaugurato l'anno accademico della Scuola Superiore dell'Università di Udine. Inaugurato lunedì 19 febbraio l'anno accademico 2017-2018 della Scuola Superiore dell'Università di Udine, con una cerimonia che si è svolta a Palazzo Garzolini di Troppo-Wasserman, che ospita la sede della scuola. Durante i suoi 14 anni di attività sono stati conseguiti 84 diplomi e durante la cerimonia di lunedì sono stati consegnati 20 attestati agli allievi che hanno concluso il percorso di studi negli ultimi 2 anni accademici e si è colta l'occasione per intitolare l'Aula 4 a Pierpaolo Pasolini. La Regione, intervenuta all'inaugurazione dell'anno accademico, ha sottolineato il percorso di eccellenza della scuola, che è stata capace di accrescere il prestigio e la rilevanza dell'Ateneo udinese a livello nazionale, come attestato dagli indicatori ministeriali che le riconoscono una posizione di rilievo nel panorama culturale italiano. Secondo la Regione, il ruolo della scuola come polo di eccellenza attrae studenti da tutta Italia e il suo prestigio è ben rappresentato dai percorsi dei diplomati degli anni precedenti, che attualmente risultano impegnati in enti ed aziende di rilievo nazionale e internazionale.
L'amministrazione regionale ha poi reso noto di aver disposto il contributo di circa 5 milioni di euro per la ristrutturazione della sede della scuola e di aver provveduto allo stanziamento di circa 19 milioni di euro nel triennio 2016-2019 per il sistema regionale delle università. Presenti alla cerimonia il rettore dell'Ateneo Alberto Felice De Toni, il presidente della Fondazione Friuli Carlo Morandini e il predecessore Leonello D'Agostini. Il rappresentante degli allievi della scuola Giovanni Battista Buzzi e Andrea Tabarroni, direttore della scuola superiore, il quale ha illustrato la mission dell'istituto, che consiste nel costituire un ideale laboratorio di innovazione per migliorare la qualità del processo di apprendimento, anche grazie alla continua integrazione tra didattica e ricerca, in un quadro di forte interconnessione fra i saperi dei docenti e degli allievi. È stata presentata a Udine la mostra Pittura di guerra, che potrà essere visitata a partire dal prossimo 23 febbraio. Il prossimo 23 febbraio, negli spazi espositivi di Palazzo Frisacco di Tolmezzo, sarà inaugurata la mostra Pittura di guerra. 68 sono gli artisti che esporranno le loro opere. L'evento è promosso dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio delle assemblee regionali del Veneto e del Trentino Alto Adige e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, rappresentanti delle regioni che prossimamente ospiteranno la mostra. Il curatore per il Friuli Venezia Giulia, Dino Marangon, insieme ai colleghi Michele Beraldo per il Veneto e Gabriele Salvaterra per il Trentino Alto Adige, ha illustrato l'iniziativa nata per celebrare attraverso l'arte il centenario della Prima Guerra Mondiale, con lo scopo di riproporre una riflessione sul tema generale della guerra, valorizzando aspetti salienti e vicende nascoste di una grande tragedia. Grande rilievo è stato dato al ruolo affidato un tempo agli artisti di guerra, che durante i conflitti avevano il compito di documentare le operazioni militari. In un'epoca in cui la pittura tende ad essere marginalizzata, Marangon ha voluto promuovere una riflessione sulla funzione e sulla vitalità della pittura e sulle responsabilità e il ruolo degli artisti nella comunicazione della società contemporanea. E nello specifico si è voluto evidenziare che gli artisti chiamati ad esporre al Tolmezzo sono espressione di diverse culture, racchiuse in 3 territori che hanno condiviso tratti importanti della propria storia. Gli unici vincoli dati agli espositori sono la bidimensionalità e le dimensioni delle opere. Da ciò è nato un ricco insieme di vivaci proposte, da cui parte un duplice messaggio: non dare per scontate le ragioni e le condizioni della pace e assicurare la sopravvivenza dell'arte come fonte di cultura e di crescita sociale. 19 sono gli artisti della nostra regione presenti alla mostra con le loro opere. Una compagine che, come ha sottolineato Gianluca Makovec del Comitato Tecnico per il Friuli Venezia Giulia, mostra uno sguardo proiettato in avanti, con proposte lontane dagli stereotipi, interessanti per costruire e sviluppare un dibattito non autoreferenziale e di stimolo per una riflessione sul futuro dell'arte. Le opere saranno esposte a Tolmezzo per i prossimi 45 giorni. La poetessa e scrittrice Anna Maria Muyesan Gaspari ha vinto il premio Istria Terra. La poetessa e scrittrice Anna Maria Muyesan Gaspari è la vincitrice del premio Istria Terra che le è stato consegnato a Palazzo Tonello a Trieste, nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato anche il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lacota, l'assessore regionale alle finanze Francesco Peroni e il vice sindaco di Trieste Pierpaolo Roberti. La scrittrice, nata a Pirano, è stata insignita del premio per l'attività di divulgazione attuata attraverso i suoi libri della memoria delle tragedie dell'esodo giuliano-dalmata e delle foibe, di cui ella stessa fu protagonista dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il premio, promosso dall'Unione degli Istriani in collaborazione con la Regione, giunto all'11ª edizione, vuole dare un tangibile riconoscimento alle personalità del mondo dell'arte, della cultura e dell'impegno pastorale che si sono distinte per le proprie opere a favore dell'esodo istriano. La Regione ha posto l'attenzione sul valore storiografico e letterario che le opere di Anna Maria Muyesan hanno non solo per la comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati, ma anche per le giovani generazioni, e sono un utile strumento per dare voce a chi non la ha o non la possiede più, facendo in modo che quelle voci vengano trasmesse nel tempo. Aperto il bando per l'affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria della ferrovia di Monfalcone.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto ferroviario che serve la zona industriale di Monfalcone. L'intervento, che costerà 2,5 milioni di euro, prevede lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di operatività dell'impianto ferroviario, che sulla base di specifiche indicazioni della rete ferroviaria italiana riguarderà tutto il raccordo tra la stazione di Monfalcone e l'area portuale. Si tratta del secondo intervento manutentivo programmato dall'amministrazione regionale con lo scopo di implementare l'operatività dei raccordi industriali nei pressi dei porti di Monfalcone e di Portonogaro, puntando anche a migliorarne la sicurezza. Tutta la documentazione per partecipare alla gara è consultabile dal sito della Regione. Sono stati stanziati ulteriori 100.000 euro per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita. La Giunta regionale ha approvato il finanziamento di 100.000 euro su base provinciale da distribuire sui contributi destinati a favorire l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Il provvedimento, per il 70% del totale stanziato, tiene conto del numero dei residenti in ciascuna delle 4 province del Friuli Venezia Giulia, secondo le statistiche demografiche dell'Istat, e per il 30% fa riferimento al numero di residenti nei comuni appartenenti alle zone altimetriche di montagna e di collina, secondo la più recente elaborazione statistica annuale pubblicata dall'amministrazione al momento dell'approvazione dell'avviso inerente alla presentazione delle domande. Sulla base di tali parametri sono stati destinati oltre 21.000 euro per il territorio provinciale di Pordenone, oltre 40.000 euro per il territorio provinciale di Udine, oltre 10.000 euro per il territorio provinciale di Gorizia e oltre 27.000 euro per il territorio provinciale di Trieste. I contributi sono concessi dalla Regione per un importo pari al 30% del prezzo della bicicletta, comprensivo dell'IVA, e fino a un massimo di 200 euro per ciascun acquisto. Fino al 7 febbraio scorso sono state ricevute 1.332 domande e concessi 1.211 contributi, per un totale di quasi 240.000 euro. Al via da giovedì 22 a domenica 25 febbraio la 46esima edizione della fiera campionaria Expomego, che si svolgerà presso il quartiere fieristico di Gorizia in via della Barca 15. La fiera sarà visitabile giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20. Sempre giovedì 22 febbraio alle ore 19:30 è prevista una visita guidata ai quadri di Dora Bassi esposti al Teatro Verdi. E ora le previsioni del tempo. Mercoledì 21 febbraio, durante l'intera giornata, nubi sparse alternate a schiarite, con vento di bora moderato e sostenuto sulla costa, forte a Trieste e in quota sulle Alpi Giulie. Giovedì 22 febbraio, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabile sui monti e nelle zone orientali con neve oltre i 3.000 metri. Soffierà bora moderata in pianura, da forte a molto forte sulla costa. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale di Telemare.